Buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Siamo qui ancora una volta in diretta dall'aula magna dell'Istituto Comprensivo I di Vittorio Veneto, Lorenzo da Ponte, e abbiamo una graditissima ospite, anzi siamo noi ospiti suoi perché è con noi in studio la dirigente scolastica Donatella Di Paolo, a cui diamo il benvenuto o da cui riceviamo il benvenuto visto che siamo ospiti. Grazie, benvenuti. Grazie mille. Ecco, quindi sarà il nostro ospite in sala di oggi. Questo evento, che ormai avete già incontrato questa mattina e che durerà per una settimana, è completamente gratuito. Potete accedervi tramite Zoom o tramite i canali social del Comune, YouTube e Facebook, da cui potete anche trasmetterci le vostre domande per gli ospiti in sala e soprattutto per i relatori. Questa mattina abbiamo incontrato Marco Crepaldi affrontando il tema dell'isolamento dei ragazzi, un incontro molto interessante a cui hanno partecipato anche, fra l'altro, i ragazzi della terza D di questo istituto, che sono stati molto partecipi ed attivi. Abbiamo ricevuto molti riscontri anche da casa, da tutta Italia, dalle molte persone che si sono collegate. Continueremo oggi con un altro argomento di nostro interesse. Lasciatemi però prima ringraziare ancora una volta i moltissimi partners che hanno reso possibile questa iniziativa. Li abbiamo citati questa mattina, sono moltissimi, non li riciteremo ora, ma man mano nei vari incontri li incontreremo e avremo modo di interloquire con ciascuno di loro. Naturalmente riportiamo anche i saluti dell'amministrazione, in particolare il sindaco Antonio Miatto, che sarà con noi questa sera, e l'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldart, che ha fortemente voluto questo festival. Molto bene, allora il tema di questo pomeriggio, di questo primo incontro del pomeriggio, perché poi ne avremo un altro alle 17:30, riguarda il bullismo, questo tema molto importante e molto dibattuto, per il quale ci sono anche delle esperienze significative nel nostro territorio, ragione per cui diamo la parola in collegamento con noi all'assistente sociale Maria Pia Daronc, che è anche referente tecnico dell'area politiche giovanili del Comune di Vittorio Veneto. Ciao Maria Pia, adesso vediamo se riusciamo a realizzare il collegamento al volo. Eccola, è con noi Maria Pia Daronc, benvenuta. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Io sono appunto Maria Pia, sono un'assistente sociale e in questo momento vi parlo come operatore delle politiche giovanili. L'esperienza che vi porto oggi è un'esperienza che nasce all'interno del tavolo interistituzionale scuola-territorio, che vede coinvolte le scuole superiori, secondarie di secondo grado e le scuole secondarie di primo grado del nostro territorio in una serie di percorsi di cittadinanza attiva e quindi anche cittadinanza digitale. Il percorso di cui parlo nasce dall'iniziativa di alcuni ragazzi del liceo che fanno parte del gruppo Peer Educator e all'interno della coprogettazione annuale hanno rilevato come priorità, questo ancora nel 2016, la necessità di approcciare al web, ai social, in maniera consapevole, più competente, meno leggera. E in quel periodo, voi anche la cronaca, la loro preoccupazione prima era quella della tutela dell'immagine, dell'identità, dell'accostarsi anche a interlocutori del web anonimi, ed era quello soprattutto della riservatezza e dell'uso responsabile. Questi ragazzi avevano 16-17 anni, 18 anni e guardavano ai ragazzini della scuola media con preoccupazione. Da qui il progetto Social Istruzione per l'Uso, che vedeva da un lato la formazione dei peer educator, cioè dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, insieme agli operatori una formazione biennale che prevedeva con loro la costruzione di un percorso informativo ed educativo da rivolgere ai ragazzini e agli alunni della scuola, degli istituti comprensivi scuole medie, sempre del vittoriese, e centrati su alcune tematiche. Il bullismo era stata una delle prime
tematiche, sia perché appunto le situazioni e i casi erano frequenti nella cronaca, sia anche proprio per aiutare i ragazzini più piccoli ad essere più consapevoli, più competenti, più critici nell'approccio al web. Questo percorso è nato su questa iniziativa e dura tutt'oggi, viene rinnovato di anno in anno, con una partecipazione attiva, realmente attiva, e richiesto dagli stessi alunni delle scuole secondarie di primo grado, proprio perché proposto con questo metodo che si conosce, che però applicato a questa attività ha avuto successo, perché i ragazzi più grandi giocano un ruolo credibile, sono accompagnati dagli educatori, dagli operatori, sono formati, portano la loro esperienza e hanno un linguaggio più simile, più affine a quello dei ragazzi più piccoli. Il bullismo è stato trattato nelle sue diverse sfaccettature, siamo arrivati anche a trattarlo dal punto di vista della violenza, quando degenera in azioni, in comportamenti violenti che nascono sul web e poi si protraggono purtroppo anche nella vita reale, con delle conseguenze importanti, a volte anche con il ritiro scolastico da parte dei ragazzi e delle ragazze che ne risultano vittime. Nel periodo Covid questa attività è stata sostenuta comunque attraverso sempre cittadinanza digitale e attraverso dei video. Sono stati costruiti con il Peer Educator dei video sul tema, volti a sensibilizzare sempre i ragazzi rispetto all'uso consapevole, critico e responsabile del web, e soprattutto con una particolare attenzione sul peso delle parole, sul peso della comunicazione e sulla gestione della libera espressione, però consapevole e nel rispetto dell'altro. Altro importante tema affrontato riguarda l'emotività, come le emozioni viaggiano sul web e come queste possono essere sia soprattutto da parte delle vittime, ma anche dalla parte dei cosiddetti bulli, utilizzate e vissute in maniera importante, con delle conseguenze anche dal punto di vista poi dei comportamenti, sia nei confronti delle vittime, sia rispetto ai ragazzi che li agiscono. Quindi questa è un'attività che portiamo avanti e la cosa importante è che è un'attività nata e cresciuta con i Peer Educator, quindi voluta dai ragazzi per i ragazzi. Bene, grazie mille Maria Pia Daronca per questa testimonianza molto interessante, perché si legge proprio la coralità di un progetto nato su interesse di qualcosa che stava a cuore ai ragazzi, di cui i ragazzi stessi sono fatti promotori nell'ottica della peer education, con una comunità adulta, insegnanti, istituzioni e immagino anche genitori, famiglie, che hanno sostenuto questo progetto in risposta ai problemi legati al bullismo. Problemi legati al bullismo di cui oggi parleremo con uno forse dei massimi esperti in Italia. Avverto però che... Eccoci, allora pare che il problema tecnico sia in corso di risoluzione, quindi stiamo rientrando nella diretta Facebook e YouTube. Grazie a tutti per la pazienza, naturalmente cause di forza maggiore, ma anche il bello della diretta, come stavamo commentando poco fa. Credo che sia in collegamento con noi Marco Maggi. Eccolo, lo vediamo. Benvenuto Marco Maggi,
è un piacere averti con noi perché, come ho citato prima, Marco Maggi è forse uno dei massimi esperti o sicuramente una delle persone che lavorano di più su questo tema del bullismo. Educatore, formatore, autore di molti testi e progetti anche online su questo argomento, lavora da anni con genitori, educatori, insegnanti moltissimo, ha fatto molti progetti anche con i ragazzi, ce ne parlerà. Il tema quindi oggi è il bullismo oggi, quindi anche rispetto all'evoluzione che questo fenomeno ha avuto nel tempo. Ne parliamo appunto con Marco Maggi anche dal punto di vista del rapporto con i social media, come avete sentito argomento già toccato anche dall'assistente sociale Maria Pia Daronc, in rapporto al tema delle regole, quindi in rapporto con l'assenza di limiti e in rapporto naturalmente con ciò che più ci sta a cuore in questa rassegna, ovvero il ruolo degli adulti e quindi le presenze o carenze educative. Quindi riceveremo molti spunti non solo per capire meglio, caro Marco, che cos'è il bullismo, spesso non compreso o semplificato da chi lo cita non sempre con cognizione di causa come te, ma avremo anche molte informazioni su come si può prevenire e gestire adeguatamente da parte del mondo adulto questo fenomeno che qualche volta si verifica fra i ragazzi. Quindi adesso facciamo anche una verifica tecnica dell'audio con Marco Maggi. Sentite bene? Ecco, sta arrivando. Molto bene. Allora, Marco Maggi, ti lasciamo la parola per il tuo intervento. Il bullismo oggi tra carenze educative, assenza di limiti e social network. Grazie e buona. Allora, io utilizzerò delle slide, così avrete anche la possibilità un attimo di seguire il mio pensiero, insomma, quello che ho cercato di elaborare per aiutare a comprendere un pochino questo tipo di fenomeno. Quindi adesso condivido un attimino con voi le slide. Credo che avete... Allora, il mio intervento sarà diviso, se volete, in 4 parti. La prima parte sarà capire, dare una definizione e cogliere le caratteristiche del bullismo, ma proprio a flash, cioè, insomma... Poi c'è una breve storia del bullismo. Io me ne occupo di circa quasi 25 anni e quindi, insomma, ho visto nel tempo anche l'evoluzione, no? E non a caso la terza parte è proprio sulla dimensione dell'evoluzione di questi ultimi 25 anni. L'ultima, l'implicazione, se volete, del sistema scolastico, nel suo insieme sociale e familiare all'interno di questo fenomeno. Allora, parto con la dimensione della definizione delle caratteristiche del bullismo, anche se molti dei presenti, delle persone che guarderanno anche il video, insomma, conoscono già, però è sempre bene, secondo me, definirla, no? Cioè la dimensione, come dire, del bullismo, perché a volte se ne parla, ma si rischia di, come dire, non creare confusione, ma però di non aver chiaro tutti i passaggi. Allora, intanto quando si parla di bullismo, l'aspetto importante è che uno studente è oggetto di azioni di bullismo vero, prevaricato, vittimizzato quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Ci sono delle caratteristiche di fatto, ci sono 4 condizioni che ci fanno capire quando è una relazione sul tema del bullismo. Prima si verifica comportamenti di prevaricazione diretta e indiretta. Queste azioni sono reiterate nel tempo, anche se a volte vedremo, ed è successo, insomma, che anche un solo atto di bullismo può essere veramente devastante. Sono coinvolti sempre gli stessi, se volete, soggetti, alcuni che hanno una posizione dominante, che noi chiamiamo in termini tecnico bulli, ma è solo un termine tecnico che utilizziamo, non mi permetterei mai di parlare così, di definire un ragazzo, un bambino bullo o vittima, e alcuni invece più deboli che non hanno la capacità di difendersi. Poi di fatto queste azioni avvengono, se volete, frequentemente in presenza di altri, gli spettatori oppure i complici, no? E che possono assumere un ruolo di rinforzo o, come dire, o di aiuto, di sostegno. Le caratteristiche, vi dicevo, cioè l'intenzionalità
occasionalità, uno squilibrio di potere, quindi c'è una relazione asimmetrica e non simmetrica, una ripetizione. E se volete nel tema del cyberbullismo che cosa c'è? L'anonimato, cioè che se volete che porta a una deresponsabilizzazione dei soggetti che compiono queste azioni, c'è senza spazio, senza tempo, no? La facilità di accesso, un pubblico più vasto, no? Perché io se prendo di mira qualcuno ma è solo nella classe, ma un conto è quando entriamo sul piano della virtuale, dei social, e poi c'è una, se volete, una permanenza nel tempo, perché anche dopo anni posso ritrovare materiale che hanno ripreso alcuni minori, anche se sono stati tolti, ma possono essere ancora diffusi, e una rapida diffusione. Ci sono tante tipologie di bullismo, no? Quello che molto spesso le persone a volte dicono, ah, ma insomma non c'è stata violenza. Sì, è vero, a volte c'è quello fisico, quello verbale, quello indiretto di isolamento, oppure quello di inclusione. Nel Piemonte io per esempio il 14 di febbraio la festa dei primini, cioè quindi vengono inclusi, oppure il bullismo digitale, il cyberbullismo, il bullismo a sfondo sessuale, il bullismo verso i compagni più dotati, il bullismo omofobico, quello etnico, cioè, oppure quello verso i diversamente abili, oppure quello sessista. Cioè vedete quante forme ce ne sono, no? E poi ci sono ruoli molto diversi, perché chi compie le azioni, che viene definito bullo, può essere quello che le agisce anche, ma anche un regista occulta, oppure ci sono i complici, i gregari, ci sono vittime, e attenzione, ci sono quelle passive o quelle provocatrici, oppure ci sono quelli che hanno il doppio ruolo, bullo vittima o vittima bullo, che si scambiano, no? Oppure ci sono gli spettatori passivi e se volete poi dopo quelli che aiutano, no? Cioè anche se volete la vittima. I luoghi sono tanti, anche durante le lezioni, durante il cambio dell'ora, i bagni, la palestra, sì, gli spogliatoi, altri spazi isolati nella scuola, nei momenti di entrata e di uscita, cioè in cortile, no? Il corridoio sulle scale, no? Nel tragitto casa-scuola, negli scuolabus, autobus o nei traghetti, dipende dove uno vive, perché io quando ho lavorato per esempio in una zona del Lago Maggiore, cioè, c'era anche il traghetto, no? Il treno, no? La mensa scolastica e se volete la scuola durante l'intervallo di ricreazione e in qualsiasi momento attraverso i social, no? Le conseguenze sono, per le vittime sono molto grosse, a volte è proprio intensa paura, tristezza, bassa autostima, depressione, anche ideazione, cioè suicidare. Purtroppo alcuni ragazzi hanno compiuto anche azioni estreme, rabbia, frustrazione, stress, difficoltà di concentrazione, disturbi d'ansia, disturbi del sonno, ansia costante, imbarazzo, vergogna, senso di colpa, ma ci sono anche conseguenze di chi agisce, se volete. Nelle varie ricerche che sono state svolte a livello internazionale, pensate, cioè alcuni sono stati seguiti dagli 8-10 anni fino ai 50 anni, hanno visto che chi compieva azione, bullismo ai 14 anni, aveva tutta una serie di conseguenze, di condanne per violenza dichiarata dai 15-18, uso di sostanze, no? Cioè, insomma, vedete che le conseguenze sono anche per chi li agisce, no? Cioè, non soltanto per le vittime. Il problema è però che il fenomeno del bullismo è una problematica di tipo sociale che investe il gruppo nel suo insieme e anche il sistema scolastico. Quindi a volte il rischio che certi tipi di interventi non vanno a modificare assolutamente le dinamiche, no, del gruppo classe e del sistema scolastico. È bene monitorare, quindi se volete, la differenza tra lo stuzzicare e il tormentare. Cioè a volte ci sono dei ragazzini che dicono ma prof, cioè io scherzavo, ma un conto, cioè se dura poco e viene tra uguali, cioè ha un fastidio ridotto, si ritorna subito amici, e un conto invece è persistere, ripetitivo, cioè quindi crea un disagio profondo verso gli altri, per i ragazzi che lo subiscono. Poi è bene monitorare che lo scherzo non vada in eccessi, no? Che l'umiliazione non si trasformi, se volete, in un fenomeno di bullismo e anche da una parte arrivi su un piano di illegalità. Bisogna sempre ricordare che un minore al compimento di 14 anni diventa punibile per legge. Ci mettono un nanosecondo. A volte i ragazzi partire da uno scherzo inizialmente, arrivare subito all'illegalità.
Un altro elemento che molto spesso non viene colto da chi da chi si occupa a volte di bullismo è il capro espiatorio, è qualcuno a cui è attribuito la responsabilità di malefatte, no? Cioè, a volte ci sono qualcuno che vengono sempre presi di mira, no? E questo è importante capire per smontarlo all'interno di un gruppo classe in certi tipi di dinamiche. Perché a me è capitato a volte che alcuni sono stati sospesi in una scuola, mi ricordo nell'Odigiano, e il ragazzo che era sempre preso come il colpevole di quello che faceva le malefatte, pensate che in quei giorni era assente ed è stato sospeso. Cioè, quindi uno può dire, ma come? Era così abituati che era sempre colpa sua che di fatto, insomma, il problema, come dire, era lui anche quando non c'era. Poi c'è tutto il piano del disimpegno morale. È importante capire a volte questo tipo di meccanismo che è molto difficile da decodificare, perché a volte alcuni ragazzi si comportano in un certo modo, dicono, ma insomma non l'ho picchiato, gli ho dato solo uno spintone. È proprio questo meccanismo che Bandura ha osservato e ha, se volete, approfondito un bellissimo libro che è Il disimpegno morale dell'Erickson, come facciamo del male continuando a vivere bene. E questo meccanismo va a giustificare certi comportamenti, anche se moralmente una persona li considera non accettabili. Okay? Poi c'è tutto il piano dell'indifferenza, no? Martin Luther King diceva: ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. Attenzione, cioè il bullismo c'è perché c'è anche tutto un piano di indifferenza, un'assurdità, una cecità, un mutismo sociale all'interno, se volete, dei contesti scolastici e anche all'interno della società. Poi è un altro problema che emerge è la gestione della classe di stili di insegnamento. È bene monitorare che tipo di stili hanno certi insegnanti e come gestiscono la classe. E in più c'è l'aspetto importantissimo della coesione educativa tra il gruppo docenti. Non è facile nel secondario di primo e di secondo grado perché purtroppo non hanno incontri settimanali come quelli dell'infanzia o quelli della primaria e quindi questo è un limite organizzativo che non dipende dai docenti ma proprio dalla programmazione, dall'organizzazione scolastica. Altra dimensione importantissima è le dinamiche di gruppo, saper leggere un gruppo. Cioè, a volte quando io ho finito da poco un corso con un corpo docenti di un istituto comprensivo di Grugliasco, gli chiedevo, ma come leggete un gruppo? No? E quindi io qui vi faccio vedere alcuni tipi di strumenti semplici come il termometro della classe, il gruppo classe, il fotolinguaggio del clima della classe, oppure anche per esempio la costruzione di una simulata di una partita di calcio della classe o giochi interattivi che ci permettono di scoprire un po' un attimo i ruoli che ci sono dentro, cogliere anche il potere che c'è dentro nella classe attraverso la piramide, oppure la nomina dei pari che sono in difficoltà o che hanno competenze pro-sociali, oppure per esempio l'aspetto di che ruolo prendo all'interno del gruppo classe. Sono tanti gli strumenti che possono essere utilizzati per capire un gruppo. Altra dimensione che si mette in gioco e che precedentemente è stata anche citata, il discorso delle regole, è la nomia normativa. Che cos'è questo? Cioè le regole chiare e condivise con tutti, ma anche regole fatte a rispettare da tutti. Fare una legge e non farla rispettare equivale ad autorizzare la cosa che si vuole proibire, diceva il cardinale Richelieu. E quindi questa dimensione è fondamentale perché noi possiamo fare anche dei bellissimi, se volete, regolamenti scolastici, ma non sempre vengono poi applicati. Don Milani diceva: non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è obbedirla, posso solo dir loro che essi dovranno tenerne in tale onore le leggi degli uomini da osservare quando sono giuste, quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando non sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. È un elemento, se volete, di fattore di rischio e anche protettivo, cioè dipende da che stile si ha, sono i stili genitoriali, cioè, e quindi da quello permissivo, autoritario, autorevole e oppure non coinvolto.
idem con i diversi tipi di stili educativi e emozionali che può avere sia un insegnante, se volete, che un genitore, dal non curante al censore, all'assista o un allenatore emotivo. I fattori di rischio, quelli protettivi dentro, nell'ambito di una scuola, di una classe, sono tanti. Qui vedete un elenco: il benessere personale. Io a volte non lavoro se volete, sul bullismo. Nei primi anni soprattutto lavoro sui fattori di protezione, no? Cioè, quindi migliorare il clima della classe, l'autostima, l'alfabetizzazione emotiva, l'empatia, la capacità, se volete, positiva di relazionarsi. Insomma, poi dopo lavoro anche, se volete, nella parte di fattori di rischio, no? Dove vado a cogliere l'aggressività, la mancanza di rispetto delle persone, delle regole, no? L'analfabetismo emotivo, i litigi, i conflitti, l'incapacità di riconoscere i propri sbagli, cioè l'indifferenza, l'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie. Quindi, ma però è importante cogliere che come tipo di intervento è fondamentale lavorare prima di tutto nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, sui fattori di protezione. Seconda parte del mio, se volete, intervento, una breve storia del bullismo. Vi dicevo, sono anni che c'è questo fenomeno. E è vero che il bullismo è sempre esistito. Chi ha letto il libro Cuore, no? C'era il Frante, il prototipo, no? Cioè, quindi non è che scopriamo l'acqua calda, insomma, cioè, quindi è un problema che c'è sempre stato. L'altro giorno parlavo con il papà di mia moglie, mi incoraggiava perché mi diceva, lui ha quasi 90 anni, mi diceva: Marco, no, il bullismo c'era anche quando andavo a scuola io, no? Cioè, altro aspetto che è rilevante è che è diffuso in varie realtà del mondo, con caratteristiche molto diverse, dai paesi anglosassoni, quelli scandinavi o quello giapponese, no? Cioè, quindi, e inoltre è stato molto enfatizzato dai media. Attenzione, vedete che qua ci sono delle date importanti. Nel 2007 in certi giornali quotidiani sono arrivati anche a 500 articoli sul tema del bullismo, quindi, e vedrete anche il perché a un certo punto i media hanno cominciato a parlarne così tanto, e questa enfatizzazione a volte però rischia di non aiutare, perché se da una parte viene enfatizzato nei media, è minimizzato e sottostimato nella realtà. Quello denunciato è solo una punta di un iceberg, il 25%, quello nascosto il 75%. È associato ad altri problemi, molto spesso non è quindi conosciuto in modo adeguato. Se io chiedo a qualcuno: mi fai la differenza tra bullismo e disturbo di condotta, baby gang e teppismo devianza? Spesso non è così chiaro. Tenete conto che è un fenomeno che è stato, come dire, studiato fin dall'inizio degli anni 70. Il primo è stato Olveus, poi Smith, se volete, negli anni 80. Quindi è un problema che ha una storia di studio, di ricerca, no? Cioè, quindi non ci si improvvisa. In più, in Italia invece, pensate, no? Olveus, anni 70, a metà degli anni 90 hanno iniziato alcune università a occuparsi del fenomeno, se volete, del bullismo in modo più scientifico. Ada Fonzi, la Menesini, che c'è ancora, tanti altri, se volete, professori universitari che hanno dedicato tempo a studiare questo fenomeno. Il primo libro uscito in Italia, se volete, proprio sulla ricerca, è stato trovato nel 1997, Il bullismo in Italia. Attenzione, 1997, quasi dopo 10 anni, è salito alla ribalta dell'opinione pubblica nell'ottobre del 2006. Un caso, se volete, di bullismo verso diversamente abili, in riferimento, se volete, con un cyberbullismo. Siamo nel 2006. Il 2006 il Ministero attiva, c'era il Ministro Fiorone, costituisce la Commissione Nazionale sul Bullismo, che ne ho fatto parte pure io. Hanno iniziato nel 2007, sono uscite le linee di indirizzo, poi gradualmente sono uscite le linee di orientamento, sono stati realizzati siti, insomma, cioè, quindi il Ministero ha cominciato, per dire, a mettere in campo tutte le sue risorse, anche amministrative, giuridiche. Non a caso poi lo Stato italiano ha girato, insomma, la disposizione, se volete, da legge del cyberbullismo, del fenomeno, nel 2017. Attenzione, sono passati 11 anni dal primo caso di, se volete, di bullismo mediatico, e questo ci fa riflettere, perché i tempi a volte per affrontare il tema del bullismo sono stati troppo, e purtroppo ci sono state diverse morti di tanti ragazzi che in Italia si sono anche suicidati.
per terminare questo excursus, quello importante è che adesso noi abbiamo una piattaforma, per esempio la piattaforma Elisa, che permette soprattutto ai referenti sul tema del bullismo di formarsi, no? Poi c'è l'educazione civica, insomma, cioè, quindi che è stata dal 2020 insomma, attivata come materia curricolare. Terza parte del mio intervento c'è l'evoluzione del fenomeno negli ultimi 25 anni. Domande che mi sono posto mentre preparavo era: ma che cos'è cambiato, cioè, in 25 anni? È aumentato oppure no questo fenomeno? Se si sta esagerando? Allora, una piccola premessa: intanto le ricerche e le indagini che sono realizzate in Italia molto spesso hanno utilizzato strumenti differenti, quindi c'è difficoltà nel comparare i dati, manca un costante monitoraggio, anche se a volte nella piattaforma Elisa viene fatto su richiesta delle scuole, chi vuole anche la possibilità di poter capire quanto è diffuso il fenomeno all'interno delle loro scuole, delle loro classi. Idem varie università, l'Università di Padova, per esempio, c'è Gini, che è uno dei anche lui massimi esperti, e fanno, o Daniele Fedeli del Friuli Venezia Giulia, insomma, per farvi cogliere che ci sono tante altre colleghi e professori universitari che si occupano di questo problema. È aumentato? Sì, purtroppo è aumentato. Voi pensate che nel 94 i dati che ci dicevano era che il fenomeno prendeva già l'indice di presenza reale il 40% di vittime nelle primarie, il 26% nelle secondarie di primo grado e il 19% nelle secondarie di secondo grado. Presenza reale che non è un indice di gravità, ma era già una percezione del problema. Attenzione, uno potrebbe dire: ma come? Ce n'era più alle primarie che alle secondarie? Sì, come frequenza è maggiore, come intensità è peggiore nelle secondarie. Non a caso, se pensate, i dati Istat, l'ultima ricerca che è stata fatta a livello nazionale dall'Istat, ci dicono che il 52%, quindi pensate, dagli 11-17 anni, è stata vittima di bullismo. Quindi per farvi cogliere che se precedentemente si passava dal 26 al 19, quindi il 20%, è aumentato del doppio. Idem anche il bullismo, se volete, elettronico, cioè un problema serio è che il cyberbullismo, oltre che colpire il 12%, ma vedete, io ho seguito delle ricerche in alcuni capoluoghi di provincia, come Piacenza, avevamo già iniziato a indagarlo nel 2007-2008, e pensate, in 4-5 anni come è aumentata, no? Cioè le vittime, no? Cioè quindi dal 7% fino al 30%. No? E, il problema grosso è che tutto questo porta le vittime a pensieri suicidari, ma anche pratica di autolesionismo. Un aspetto che invece bisogna tener conto oggi è l'utilizzo dei gruppi di WhatsApp. Noi in alcune ricerche che abbiamo fatto a maggio di quest'anno su 1700 ragazzi della provincia di Vicenza, mi ha colpito perché quasi il 90% dei ragazzi fa parte di gruppi di WhatsApp, e quello che coglievamo, insomma, che non bisogna sottovalutare, è che intanto l'Italia ha vietato ai minori di 16 anni WhatsApp, e invece ci ritroviamo anche con gruppi di WhatsApp nelle scuole primarie, non soltanto nelle secondarie. Altro aspetto è che c'è pochissimo monitoraggio da parte degli adulti. Solo il 9,4% di genitori è presente in queste chat, e solo l'1% dei docenti. Quindi le difficoltà che emergono maggiormente, se volete, di litigi all'interno delle chat sono stati malintesi, litigi, offese il 28%, ma anche materiale, se volete, diffusione di materiale non adatto, cioè anche il 7,5%. Un aspetto da non sottovalutare è il 12,5% di persone che si sentono escluse, cioè in queste chat, quindi, e che 1 su 3 dice che ci sono stati dei litigi all'interno dei gruppi. Collegato ad altre problematiche, il bullismo
riprende anche il discorso del sexting. Anche qua abbiamo fatto altre ricerche su 2000 studenti, un ragazzo su 5 ha fatto sexting. E poi nuovi fenomeni che oggi c'è stato l'incontro già con i ragazzi sul ritiro sociale, cioè il discorso anche di Kikimori, ma non soltanto, fobie scolastiche, e il zombing, che è, se volete, quando si intromettono in via chat di gruppo senza essere stati invitati. Altro aspetto che non deve essere sottovalutato è il videogiochi e bullismo, cioè GTA 5 in alcuni casi io ho notato, mi sono ritrovato in situazioni alcuni minori avendo giocato, ed è un videogioco vietato di 18 anni, hanno poi mimato alle compagne di classe alcuni comportamenti sessuali che avevano visto, e anche su Fortnite alcuni minori escludevano intenzionalmente dai giochi altri compagni di classe oppure si coalizzavano per eliminarlo, cioè quindi c'erano delle dinamiche che succedevano anche all'interno dell'utilizzo dei videogiochi. Aumento del bullismo discriminatorio, cioè quando si parla di bullismo discriminatorio sono, se volete, quello riferito all'orientamento sessuale, alla disabilità, l'età, il genere, la religione e l'etnia, e sta molto aumentando questo, se volete, questa dimensione. E poi anche l'aumento della violenza dei minori. Attenzione, oltre al bullismo, stanno aumentando le bande giovanili, la violenza in famiglia dei minori nei confronti dei propri genitori o dei fratelli, il dating violence, cioè quindi, se volete, la violenza nei rapporti di coppia anche, ma in più, oltre al bullismo etnico e razzista, ultimamente sta aumentando sia nelle tifoserie ultras, i collettivi studenteschi di estrema destra, disuguaglianza e disagio, ma anche il radicalismo, se volete, islamico. Nel senso, noi abbiamo fatto di alcune segnalazioni in alcune scuole di secondaria di primo grado in riferimento anche a questo. Quindi per farvi capire che la violenza dei minori non è soltanto sul tema del bullismo. Quarta parte, che così concludo insomma il mio viaggio, insomma, per anche lasciare poi l'aspetto, se volete, di domande, insomma, l'implicazione del sistema scolastico, sociale e familiare all'interno del fenomeno del bullismo. Però faccio prima una piccola premessa. La premessa è avere una prospettiva lungimirante che purtroppo noi in Italia non abbiamo. E parto, se volete, con come dire, una favola, una storia, no? Cioè, che però ci fa capire un pochino perché non abbiamo questo sguardo lungimirante. Un giorno un uomo si ferma al fondo di una terrificante cascata, la cui acqua scorre velocemente lungo le rocce. In cima ci sono dei bambini, ne vede cadere alcuni, e si decide di soccorrerli perché essi cadendo si feriscono. Provvede alle cure mediche e chirurgiche e offre loro tutto ciò di cui hanno bisogno, no? Per sopravvivere. Sono così tanti i bambini che precipitano che l'uomo si sente costretto a costruire un ospedale, lavora a lungo e intensamente, accoglie e medica tutti i bambini e ciò gli procura onorificenze e medaglie che la gente della città gli assegna spontaneamente. Poi l'uomo, osservando meglio cosa succede in cima alla cascata, si accorge che ci sono bambini che cadono perché spinti e altri che cadono mentre spingono. Questi ultimi, pensa l'uomo, devono essere puniti. Costruisce per loro una prigione e ve li rinchiude. Così egli possiede un ospedale e una prigione. Alcuni bambini vanno in ospedale e altri in prigione. Non vi è certa differenza tra questi bambini. Ospedale e prigione, essi sono caduti, anche se alcuni si sono fatti male perché spinti e altri perché nello spingere sono caduti. Abbiamo detto prima le conseguenze sia delle vittime che di chi compie anche le prepotenze. Poi un giorno, se volete, giunse un altro uomo, più probabilmente una donna, che disse: perché non vai in cima alla cascata ed eviti che si spingono? L'uomo rispose: non c'è tempo, molti bambini hanno bisogno di essere curati, molti bambini hanno bisogno di essere puniti. Per me sarebbe troppo costoso costruire una scala che vada dal fondo della cascata alla cima. Non lo posso fare, resterò qui. Perciò l'uomo continua a lavorare a modo suo, ma l'intera popolazione, la società lo segue e costruisce, continua a costruire molti ospedali e molte prigioni. Questa è una storia triste, poiché i bambini continuano a precipitare lungo l'immagine della cascata. Che dire? Perché vi dico questo? Perché bisogna avere uno sguardo che guarda oltre, no? Cioè non occupandoci i problemi quando ci vengono a galla. Sapete chi è questo uomo e perché è diventato famoso? No? Allora so che non potete rispondermi, no? Cioè questa persona ha avuto uno sguardo lungimirante.
Questa, se vedete, è una diga, una specie di diga. Che cosa ha fatto? Questo uomo ha costruito un sindaco, no? Pensate, e lui quando era bambino, cioè, aveva visto, insomma, i danni di un terremoto, no? Cioè del maremoto, e quindi aveva costruito, se volete, quando è stato sindaco, no? Una diga che ha protetto poi il villaggio e la baia intera dalla peggiore delle onde dello tsunami del 2011, e aveva speso precedentemente 30 milioni di dollari per costruire questa diga. Quindi poi pensate alla cosa bellissima, che poi tutti i cittadini che si sono salvati, cioè sono andati alla tomba a ringraziarlo, no? Cioè a omaggiarlo. Altro personaggio che forse bisognava saperlo ascoltare, no? E forse non saremo in questa situazione della pandemia oggi, questo, se volete, questa persona che è come dire, il direttore del Centro per la ricerca della gestione delle malattie infettive degli uffici a Sari Estri USA. Se voi andate sul sito dell'Epicentro, quindi se volete dell'Istituto di Sanità, no? Cioè cogliete questo documento che è esattamente del 2005, che ci diceva tutto quello che sarebbe stato e che è successo, e anche il nome del virus. Cioè, vedete, a volte ci sono persone che sanno guardare avanti, il problema è che non sempre vengono ascoltate, no? Adesso faccio una piccola analisi, se volete, breve, dei fattori diretti, strutturali e culturali in riferimento anche alla violenza. Attenzione, perché quando parliamo di bullismo ci sono autori che hanno lavorato proprio sul tema della violenza. Per esempio, questo ricercatore sociologo parlava sia di violenza diretta, strutturale e violenza culturale, no? E questo è importantissimo, perché ogni forma di violenza può trasferire, influenzare gli altri tipi di violenza. La violenza diretta, voi pensate che nel mondo una persona su 4 è stato abusato fisicamente da bambino, il 36% aver subito abusi psicologici. Questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 1 su 5, 1 su 10, a volte sia donna o uomini, hanno subito abusi sessuali. Una donna su 3 violenza fisica e sessuale perpetrata dal proprio partner, e un anziano su 17 violenza. La violenza non è soltanto, se volete, sul bullismo, ma prende tutti. Poi c'è la violenza strutturale, l'ingiustizia, la contraddizione, la disfunzione delle strutture sociali nel mondo di funzionare. Tutto questo, pensate quanto noi possiamo produrre violenze nella mortalità infantile in Africa, per esempio, cioè, sfruttando questi paesi, no? Cioè, le potenze, lasciando in povertà loro, cioè, quindi che possono, come dire, produrre poi, se volete, malattie, distruzione ambientale e morte prematura per i più poveri. E infine c'è anche la violenza culturale. Nel bullismo c'è la cultura delle prepotenze, di cui il bullo non è solo il portatore, è l'unico responsabile. Il sistema scolastico e i suoi problemi di disfunzionalità. Poi so che c'è la dirigente scolastica, sicuramente mi aiuterà a capire se effettivamente ho colto oppure no certi problemi dell'istituzione italiana. Ci sono tanto scarse risorse. Pensate che sul PIL noi investiamo solo il 3,8% sul PIL, 69 miliardi di euro è stato il 2019 quello che ha speso l'Italia sull'istruzione. In riferimento alla spesa pubblica noi siamo gli ultimi in Europa come investimento sull'istruzione. Pensate, l'8,5%. Altro aspetto importante, voi scarse risorse, pensate, noi spendiamo ogni anno 114 miliardi circa per la salute, ma ne spendiamo 110 miliardi noi italiani per il gioco d'azzardo. Altro elemento, abbiamo strutture vecchie, se volete. L'età media degli edifici scolastici, pensate alla Liguria, è l'età media di 75 anni, nel Veneto 52 anni. Per sistemare servirebbero circa 200 miliardi di euro. Ambienti di apprendimento, se volete, non adeguati. Noi rischiamo a volte in certe scuole che insegniamo come esattamente 100 anni fa, aggiungiamo soltanto una LIM, invece dovremmo avere spazi di apprendimento diversificati, aule costruite in modo diverso. Quindi purtroppo abbiamo
non è colpa, tra virgolette, dei dirigenti oppure delle amministrazioni, però è anche vero che se non costruiamo ambienti adeguati, scuole adeguate, rischiamo che insegniamo in scuole comunque che a volte io entro dentro sono delle ex-caserme. Ok? Tecnologie spesso non adeguate, è vero, noi lavoriamo sulle nuove tecnologie, a me capita di entrare dentro in certe scuole e di ritrovarmi con la LIM che non funziona, la connessione che non c'è, insomma, non sempre funziona, no? C'è la dimensione delle nuove tecnologie nelle scuole italiane. Il declino demografico, voi pensate che i dati della Fondazione Agnelli che sono usciti nell'ultimo rapporto sulle scuole medie ci parlano che nel 2030 avremo 1.100.000 studenti in meno. Attenzione, nel 2030. Aumento del BES, i dati raccolti dall'Istituto di Statistica ci parlano che se pensate negli ultimi 2 anni, dal 2017, negli ultimi 2 anni l'incremento è stato del 30 quasi per cento, abbiamo circa 180.000 studenti come dire, collegati al BES, bisogni educativi speciali. I docenti, no? Cioè noi abbiamo in Italia i nostri sono più vecchi del mondo, il 58% ha più di 50 anni, solo il 2% under 30 e questo sono poco apprezzati purtroppo, cioè loro stessi dicono anche sul piano di retribuzioni, pochissimo, cioè quindi e su questo è una dimensione che bisognerà anche interrogarsi, no? Di valorizzazione delle persone che lavorano nel campo dell'apprendimento in Italia. Poi altra dimensione, se volete, che solo 4 insegnanti su 10 si sentono molto e abbastanza preparati, cioè sul piano della didattica. In Italia 1 su 3 dei docenti non è la prima scelta professionale. Tra i docenti italiani di scuola media solo l'11% sente bisogno di formazione didattica. In Italia non sono i migliori laureati a scegliere la professione dell'insegnante. Poi c'è una dimensione, se volete, cioè il fatto che soprattutto nel secondario di primo grado a volte c'è il discorso di cambio spesso scuola. Nella scuola media di primo grado il 66% viene confermato, un docente su 3 si trasferisce di un altro da anno a anno, cioè quindi quelle delle primarie, quelle che hanno più stabilità. Altre precariato, abbiamo pensate, cioè il boom di precariato, 220.000, cioè si è arrivato nel 2021, a febbraio sono dei dati, e in più l'aspetto, se volete, classi pollai. È vero che ci dicono che a volte sono il 3,7%, ma se noi mettiamo i parametri del dossier tutto scuola, fatto se il parametro viene diminuito a 25 alunni, si arriva quasi al 9%, cioè quindi non è di poco conto. Altra dimensione è la metodologia più coerente all'evoluzione cognitiva degli alunni. Noi abbiamo, la maggior parte dei docenti sono la generazione baby boomer o generazione X, noi abbiamo la generazione alfa dei ragazzi, quindi c'è una differenza molto elevata, cioè se volete, di generazione. Poche risorse per fronteggiare il bullismo, stiamo affrontando una pandemia con asperine e mascherine da tanto tempo. Voi pensate che questa è la direttiva ministeriale del 2018, avevano stanziato 1 milione di euro, vedete, divise anche per regioni, sul discorso, come dire, del piano nazionale per la prevenzione del fenomeno del bullismo. È vero che ci sono risorse delle regioni, è vero che ci sono risorse che vengono messe anche sulla formazione dei docenti, però sono molto molto poche. La formazione carente sul tema del bullismo, ottima iniziativa, per esempio nella piattaforma LISA, ma poche persone coinvolte. Se noi abbiamo più di 850.000 docenti, pensate che sono stati coinvolti 6.000 referenti, che è lo 0,7%. Poi ci sono tante scuole che fanno iniziative sulla promozione, se volete, di corsi sul bullismo, ma sono molto molto poche le persone. Tante iniziative sul bullismo, ma a volte sono più di sensibilizzazione e informazioni utili, ma non vanno a modificare i comportamenti, non rischiano ad avere continuità del tempo, rischiano di essere più di facciata d'immagine, sono finanziamenti a pioggia su progetti, non incidono sulle dinamiche della classe. Il bullismo è un fenomeno, se volete, di gruppo e quindi devi andare a modificare dentro le dinamiche della classe.
Tante iniziative, però bisogna lavorare sui sistemi più a livelli. Prima l'assistente sociale parlava di educazione tra pari, utilissima, ma deve essere integrata, se volete, con altri tipi di interventi nello stesso, perché se no non è efficace. Cosa vuol dire? È utile sicuramente, però ci dicono tutti che i lavori efficaci sul tema del bullismo deve lavorare sul sistema. L'altra dimensione è referente sul bullismo. Ogni scuola pubblica o privata ha un suo referente, ma purtroppo spesso si carica dei problemi ed è solo. Tutti sono diventati esperti di bullismo. Il rischio di improvvisazione, io ho trovato, pensate, avvocati che sono diventati esperti di bullismo, persone che io chiedo a volte quando faccio dei collegi docenti quanti libri sul bullismo delle persone. Cioè, ormai in Italia, cioè, tutti sono diventati esperti, hanno leggiucchiato qualcosina, cioè, ma il rischio è veramente che c'è un'improvvisazione, non si conoscono tutti i meccanismi. Operatori dentro la scuola, avere all'interno dei vari plessi psicologi, educatori, mediatori culturali a tempo pieno, che affiancano il lavoro dei docenti, non soltanto alcune ore, a tempo pieno. È lì che cambia, bisogna sostenere i docenti e la scuola con persone che dentro una scuola lavorano con loro a fianco, giorno per giorno. Poi c'è, la domanda che mi pongo è: spreco di denaro? Quest'estate, per esempio, c'è stato il piano estate 2021. 510 milioni sono stati investiti. In pochissimo tempo, prima fase giugno, seconda fase giugno, luglio, agosto, settembre. Mi chiedo, cioè, tutta questa fretta, ma non si può investire queste risorse, per esempio, in un modo diverso, pianificato, chiedendo non soltanto, ci sono i soldi adesso per il Covid, bisogna spenderli? Cioè, è una domanda che mi pongo. Termino con alcuni fattori di cambiamento culturali ed educativi. Sino a 30 anni, 40 anni fa, i confini, i riferimenti, se volete, erano socialmente compresi e rispettati da tutti. Se mi comportavo male, io mi riprendeva, se volete, la mia vicina di casa, e tutti agivano così. Oggi c'è i confini e i riferimenti vogliono sempre essere più definiti soggettivamente. Quindi se riprovate il figlio di qualcuno rischiate la denuncia, il genitore invade il territorio dell'insegnante, ma viceversa, insomma. Cioè, quindi oggi sempre di più, se volete, c'è un'amplificazione e esasperazione della soggettività. L'io in molti casi predomina su tutti, la società liquida. Poi c'è una trasformazione delle famiglie contemporanee a livello strutturale e a livello processuale. Si è passato dalle famiglie delle regole, no? Cioè, quindi con regime educativo autoritario, confini rigidi, distanziali tra membri della famiglia, se volete, alla famiglia degli affetti, mancanza di regole e confusione, negoziazione continua, insomma. E poi c'è un altro cambiamento grosso, che è le tipologie di famiglie che utilizzano le tecnologie. Oggi si parla di famiglie ibridata, cioè, se volete, questa nuova categoria che è sociologo, se volete, Donati, ci parla di come i media non sono più strumenti ingombranti, non sono più opachi ma indossabili, intrusivi e invasivi. Cioè fanno parte della nostra vita e vanno a modificare anche le relazioni, cioè, familiari. Poi c'è il giovanelismo, cioè direzione ai compiti guida, cioè quindi mancanza di asimmetria sul piano educativo. Non chiamarmi papà, voglio essere un amico per te, e adesso un amico in più sono senza un padre. Poi ci sono sempre più adultiscenti, adulti che come dire, prolungano la loro adolescenza e hanno una difficoltà poi nella funzione genitoriale. In parte poi dopo c'è tutto il piano del familismo amorale, che riconosce regole e principi di morale validi soltanto all'interno del proprio nucleo, e amorale perché manca di un ethos pubblico e comunitario. Quindi c'è questa dimensione, è importante, perché quando io entro in una classe e chiedo a che ora vanno a letto i bambini, a volte c'è quello che dice alle 9 sono a letto, parlo di terza elementare, cioè, e alcuni alle 11:30, ognuno si fa le sue regole. E poi c'è il piano della giustificazione dei ragazzi, genitori che difendono i figli anche quando sbagliano. Cioè, quindi in più c'è tutto il problema collegati, se volete, alle separazioni, ma non è tanto la separazione di per sé, ma è la violenza familiare assistita. È importante sapere che una ricerca sul bullismo a scuola ha dimostrato che il 61% dei bambini vittima di violenza assistita diventano bulli, e il 71%, se volete, dei bambini che a scuola sono vittime di un bullismo subiscono violenza assistita in famiglia. Quindi attenzione. Delegittimazione del ruolo del docente, è stato completamente delegittimato. Io, se mi permettevo di comportarmi male,
emozionale mi prendevo anche quando tornavo a casa, oggi purtroppo vengono aggrediti, come dire, loro. Poi c'è un cambiamento epocale, cioè, ma nel senso forse epocale dir poco, in 60 anni le tecnologie hanno cambiato tutto il nostro modo di vivere. Altri fattori che sono l'analfabetismo emozionale, la complessità dell'integrazione di culture e valori religiosi, l'impoverimento etico e anche l'influenza dei media. Il senso, se volete, di comunità diventa fondamentale, bisogna costruire patti educativi, formativi, insieme scuole, enti locali, parrocchie, associazionismo, sport, mondo del lavoro, famiglia, ASL, cioè servizi sociali, insomma i tavoli, ma non soltanto che siano un pro forma, ma proprio per creare un senso di comunità alto, no? E non dove c'è disuguaglianze. Agire insieme per educare un bambino serve un intero villaggio, ricordiamocelo. Investire seriamente nella prevenzione. Don Ciotti, Luigi diceva, fare prevenzione significa nei nostri territori far diventare il disagio risorsa per costruire una qualità della vita migliore per tutti. Significa educare, o meglio ripensare l'educazione, le strutture educative alle luci dei bisogni sempre nuovi che i giovani e la società in cui viviamo ci pongono. Significa progettare, non limitarsi a singole azioni, una tanto sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività o di paura, ma lavorare perché crescono e continuano iniziative per e con i giovani, perché ho messo l'uomo che piantava gli alberi, perché ho un libro di questo uomo, un bellissimo libretto di una storia vera, che questo uomo nella Provenza, nelle 2 guerre mondiali, cioè lui ha impiantato 45 chilometri di bosco, pensate, di piante, nel silenzio più assoluto, mentre gli altri si uccidevano. Ha fatto rinascere la vita, se volete, in un posto che era arido. Questo per farvi cogliere che la prevenzione poi lascia il segno, se lavoriamo con dei bambini fin quando sono piccoli. Comparazione dei costi. Se un detenuto in Italia costa 45.000 euro, un progetto di prevenzione, io molto spesso sono i genitori che pagano i progetti, i laboratori, pensate, costa 40 euro all'anno, se ti va bene. Quindi entrare dentro in un laboratorio e fare anche 20 ore di attività insieme con i docenti. Agire insieme, se volete, termino con questo brano di poesia. Quando uno comincia da zero, quando uno comincia a mani vuote ma pulite, quando uno in principio ha in mente di costruire un mondo, comincia prima di tutto da sé e dalla fede che ha dentro. Bisogna lavorare su di noi, no? Non cambiamo gli altri, dobbiamo cambiare noi, dalla forza che ha dentro, dalla volontà di costruire. Prima di tutto c'è il sogno che ha dentro, poi la mente comincia a cercare un modo, i suoi occhi si guardano intorno nel mondo, il mondo la sua vastità, i suoi boschi, il mondo la sua terra fertile, il mondo i suoi fiumi, i suoi occhi ci vedono la materia che userà per costruire, ma anche le difficoltà e gli ostacoli. La mano cerca gli strumenti che servono a tagliare il legno, a dissodare il terreno, a imbrigliare la forza dell'acqua, poi la mano cerca altre mani che lo aiutano, una comunità di mani che lo aiutano. Così il sogno diventa il sogno non di un uomo solo, ma il sogno di una comunità. Non soltanto il mio sogno, ma il nostro sogno, non soltanto il mio mondo, ma il tuo mondo. E il mio mondo che appartiene a tutte le mani che ci lavorano. Allora, termino, cosa ne pensate di questa lettura? Nel senso, attenzione, quello che ho imparato, nel senso, in questi anni è soprattutto, se volete, quello di lavorare sulle nostre fragilità. È una società che rischia che a volte le persone hanno una grande paura delle fragilità, quando invece la fragilità ci aiuta a crescere e a scoprire la nostra umanità più profonda. Io credo che è una società che ha paura della sofferenza, anche se la vede dalla mattina alla sera, e quindi le vittime rischiano di bullismo, di non essere viste e di non essere sentite e ascoltate in profondità e colte nel loro dramma. Bene, grazie. Grazie a te, carissimo Marco Maggi, per questo intervento molto ricco, molto esaustivo, che ha esplorato questo fenomeno sotto moltissimi punti di vista, sociologico, culturale, storico, educativo e non solo, quindi moltissimi gli spunti, e io passo subito la parola alla nostra ospite in sala, la dottoressa Di Paolo, per un commento, una domanda a Marco Maggi. Sì, ringrazio prima di tutto per le informazioni, per come ha gestito la parte del bullismo ed anche per le informazioni date in campo scolastico, che sono vere.
Il bullismo, lo sappiamo bene, è un fenomeno di aggressività, probabilmente è sempre esistito. Da una parte c'è il bullo con atteggiamenti aggressivi ripetuti nel tempo, e dall'altra invece c'è la vittima che subisce questi atteggiamenti e nel tempo diventa sempre più debole. È cambiato nel tempo, come lei ha ben spiegato, c'è stata un'enfatizzazione da parte dei media, perché l'avvento di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione in pratica hanno reso questa violenza, secondo me, anche più meschina ma anche più pervasiva, perché un qualcosa pubblicato in internet rimane nel tempo. Spesso i bulli in internet e nei social riescono a nascondere anche la loro identità, e noi lo vediamo bene a scuola perché avvengono questi fenomeni. Alcune volte però io ho anche riscontrato una debolezza nel bullo, perché il bullo molto spesso è anche lui un ragazzo debole. È un ragazzo debole perché magari ha una famiglia assente, perché alcune volte, non di rado, può essere un modo per attirare l'attenzione da parte dell'adulto su se stesso. E qui lei ha perfettamente ragione quando ha parlato di monitoraggio da parte della scuola, ma io direi anche di più, una prevenzione in tutti i campi, ma in questo caso la prevenzione secondo me non deve avvenire soltanto a livello scolastico, ma deve avvenire anche a livello familiare. E qui mi vorrei agganciare magari al discorso che facciamo in questi giorni, e mi vorrei agganciare anche allo sguardo dell'adulto in questi casi, cioè quale deve essere lo sguardo dell'educatore, quale deve essere lo sguardo della famiglia. Io molte famiglie, già da docente ma anche da dirigente scolastico, ho visto molte famiglie lasciare in mano ai bambini i cellulari, strumenti quindi tecnologici aperti al mondo, senza alcun controllo. Ecco, io qui mi chiedo quale deve essere lo sguardo della famiglia in questo senso, e quando può intervenire la scuola e come cercare un'alleanza educativa. Come diceva lei, questi patti educativi che alcune volte sono dei pro forma, come non farli essere pro forma, ecco, come ricercare questa alleanza e come questo sguardo scuola e famiglia, come può diventare lo stesso sguardo, e quindi come aiutare i ragazzi, ma non soltanto il ragazzo debole, cioè la persona in pratica che viene fatta di aggressività, ma anche lo stesso bullo. Ho visto nella mia esperienza che alcuni ragazzi hanno una doppia valenza alcune volte, cioè sono allo stesso tempo bulli nella vita virtuale, per esempio, ma poi sono deboli e quindi ricevono bullismo nella vita reale. Ecco, allora chiedo a lei quale deve essere lo sguardo dell'adulto, ma non l'adulto soltanto scuola, anche famiglia. Quello che io colgo è un po', faccio una provocazione, no? Noi a volte nell'ambito lavorativo, in tutti gli ambiti, facciamo formazione, sempre, costantemente, anche chi lavora nelle aziende. Per diventare genitori non bisogna fare niente. Il problema di una società così complessa ha bisogno di, e vedo quelli che partecipano a volte alla formazione come genitori, sono quelli già molto sensibili, quelli che sono già attenti. Se penso, noi abbiamo fatto alcune ricerche, mi colpiva perché solo il 20% dei genitori intervistati aveva fatto formazione, di questo 20% l'80% aveva fatto solo conferenze. Quindi in una società così complessa, dove
come ho spiegato prima, ci sono tanti cambiamenti strutturali anche della famiglia e anche dei giovani, dei ragazzi, è bene essere formati, quindi il ruolo genitoriale, noi diamo in mano delle tecnologie, Alberto Pellai ha fatto appena uscire un libro mio carissimo, che sarà poi ospite anche da voi, insomma, in queste giornate di formazione, vietato ai minori di 14 anni, come Serge Tisserand, cioè, che è uno psichiatra francese che si occupa, se volete, delle problematiche delle nuove tecnologie, dicevano che bisogna, tra virgolette, vietare gli schermi fino a una certa età. Il rischio che noi abbiamo, mamme che quando allattano hanno in mano il cellulare, e il bellissimo lavoro che hanno svolto per esempio l'associazione Media Educator, MEC di Udine, loro hanno fatto tutto un grosso lavoro con i pediatri, perché se l'educazione non passa prima attraverso il nostro comportamento, il nostro mediare, nostro anche di adulti con le nuove tecnologie, questo è un esempio sulle nuove tecnologie, è un problema, perché noi diamo dei semafori verdi costantemente ai ragazzi. Se la prima comunione, io ho fatto il catechista per alcuni anni, vengono regalati in questi giorni, c'è la Cresima, vengono regalate, la cosa prioritaria è quella di regalare gli smartphone di ultima generazione con una spesa anche di 1.000 euro, cioè ci rendiamo conto che gli do in mano un Ferrari e poi loro sono, come dire, non hanno le competenze, loro li sanno utilizzare, ma non hanno una capacità critica di capire, cioè poi dopo un adolescente è normale che possa fare anche le trasgressioni, ci sta nell'età, però il problema c'è trasgressione e trasgressione, e possono avere effetti devastanti. Giustamente ha detto che anche chi compie prepotenze, nel senso è una persona che ha bisogno di essere aiutato, è verissimo, non a caso io prima ho parlato delle fragilità, tutti, cioè anche le persone che compiono prepotenza dentro sono fragili, hanno paura di far cogliere, di far vedere la dimensione delle loro fragilità. Ecco perché è importante un lavoro di prevenzione in tutti i settori, non soltanto nella scuola. Come ha detto lei, condivido, io lavoro su piano di sistema, non deve essere fatto un lavoro solo nelle scuole, ma interagire con le parrocchie, con le associazioni sportive, con l'associazionismo, con i servizi del territorio, avere degli educatori di strada, per esempio, che lavorano su un territorio perché non ci sono più persone significative sul territorio. Se un tempo, 30 anni fa, gli oratori, tra virgolette, parlo di certe, erano dei punti di riferimento, oggi i ragazzi non hanno adulti significativi. Allora, gli adulti significativi, bellissima l'esperienza dell'educazione tra pari, che è stata descritta precedentemente, no? Però che non sia soltanto un momento, ma che si formano ragazzi, no? Educatori, che possono poi essere anche, come dire, di farlo anche come professione, e che diventano dei punti di riferimento per anni. Io ho lavorato su dei progetti che hanno lavorato 10-12 anni, e quindi hanno permesso sul territorio di costruire relazioni significative. Gli amministratori di certi comuni, che oggi sono gli amministratori, erano i ragazzi che io seguivo come educatore di strada, e questo fa capire che hai creato una cultura su un territorio. Però se non investiamo seriamente, ci preoccupiamo soltanto perché i ragazzi fanno qualcosa che vanno sui media, allora quello non è preoccuparsi dei ragazzi. Se io chiedo dentro in un bilancio comunale quanti soldi vengono investiti sulla prevenzione primaria, attenzione, sono pochissimi. Su un bilancio di 30, 40, 50 milioni, perché se penso, faccio una provocazione, qui non c'ho l'assessore, no? O il sindaco del vostro comune, no? Ma avete una cittadina di 30-35 mila abitanti, quindi sicuramente un bilancio di 40, 50, forse 40 milioni di euro, no? Cioè, quanto vengono investiti sulla prevenzione?
perché è inutile poi dopo fare interventi di riduzione del danno. Noi quando entriamo nelle classi secondarie di primo grado si fa già riduzione del danno, non prevenzione primaria. La prevenzione primaria la giochi nell'infanzia e nelle primarie. Allora lì, se fai un lavoro costante, le life skills ci dicono che bisogna lavorare non solo un anno, ma per più anni con tempo, almeno interventi che non siano di 20-24 ore per classe e che possono essere unite molto adesso oggi con l'educazione civica, cioè quindi non è, uno potrebbe dire sono cose in più, no, guarda, le va a integrare sotto l'aspetto di quello che fanno già a lezione normale gli insegnanti, cambi solo il modo, e per me è importantissimo il lavoro di sinergia con gli insegnanti. Io tutta una parte dell'intervento lo faccio dentro nella classe con gli insegnanti, e una parte, quando sono formati gli insegnanti, continuano loro, perché io vado via, ma io devo lasciare competenze e professionalità a loro. Certo, grazie Marco per questa sottolineatura molto interessante e molto importante, come a dire che noi possiamo guardare, analizzare il fenomeno. Abbiamo avuto moltissimi dati molto interessanti, fra l'altro anche dei commenti da Zoom. Per esempio ci scrive Paola, colpita dal fatto che anche le ragazze sono molto coinvolte in questi fenomeni. Insomma, un fenomeno che, come tu ben ci hai descritto, si è evoluto nel tempo, ha moltissime sfaccettature, però quest'ultima tranche stimolata dalla dottoressa Di Paolo in sala ci sembra particolarmente utile, importante, stimolante e significativa. Come dire, ci sono dei fenomeni giovanili o adolescenziali o addirittura sempre più precoci che noi non possiamo guardare solo come se appartenessero ai bambini e ai ragazzi. Sono in qualche maniera un campanello d'allarme che ci parla di noi, della società adulta, delle parti in cui stiamo mancando, che possono essere delle parti strutturali, che possono essere riferite alle regole, come tu hai ben citato, quindi alla mancanza di limiti, al bisogno che noi adulti ci riappropriamo della nostra funzione anche normativa. I famosi no che aiutano a crescere, che non sono negativi, ma anzi sono la commisurazione delle esperienze all'età biologica ed esperienziale ed evolutiva dei ragazzi. Quindi questo è uno stimolo molto interessante per la direzione del nostro festival, delle nostre intenzioni, cioè che cosa ce ne facciamo di tutte queste informazioni, guardiamo a noi, al recupero di questa parte normativa della gestione dei limiti delle regole, non solo, anche degli spazi, dei luoghi, delle relazioni significative e del famoso sguardo su cui ha fatto la domanda la dirigente e che è anche il tema del nostro percorso. Perché guardare i social, guardare uno schermo non è la stessa cosa che guardare gli adulti significativi, i nostri compagni, e quindi vederli, accorgercene. Come dire che anche chi esprime il bullismo o queste dinamiche di violenza in qualche modo cerca di essere rivisto, e questo interroga noi. Quindi molto stimolante, molto utile per tutti noi questa parte che ci interroga su molti livelli, anche sociali e culturali, e questo mi offre il gancio per dare lo spazio per l'intervento conclusivo all'assessore Antonella Caldarte, che ancora una volta ci ha raggiunti in sala, che naturalmente ha promosso e fortemente voluto questo percorso e quindi è qui con noi. Le diamo la parola per un commento o per una domanda a Marco Maggi. Grazie, innanzitutto ringrazio... Un attimo solo di risoluzione dei problemi tecnici che oggi ci accompagnano, caro Marco e cari tutti quelli che sono collegati con noi. Ecco, dovremmo esserci. Eccomi qua. Funziona? Grazie. Sì. Innanzitutto, professor Maggi, grazie del suo intervento e grazie anche alla nostra dirigente del primo istituto comprensivo di Vittorio Veneto, la dottoressa Di Paolo, perché aver condiviso tante idee oggi è veramente stimolante. Non era previsto questo mio intervento, ma stando lì dietro le quinte gli spunti sono stati davvero tanti e mi permetto quindi di concludere un po' questo secondo incontro del pomeriggio. Allora, non le racconto, io ho la fortuna di essere assessore alle politiche scolastiche da un sacco di anni, anche se in modo così interrotto, però seguo il progetto Giovani veramente direi da quasi 20 anni e in questa città abbiamo, anche con l'alternanza di amministrazioni diverse, abbiamo sempre cercato di seminare
proprio con i ragazzi, proprio per poter poi raccogliere dei frutti. Quindi quello che le ha raccontato l'assistente sociale è uno dei tantissimi progetti, che però non sono progetti così spot, sono tutti progetti uniti da un fil rouge, che è quello che sta anche alla base che è la ratio un po' di queste giornate per l'educazione. Cioè, noi, io in particolare, ma noi in questa città crediamo che l'educazione sia un dovere e quindi un impegno della società, un impegno collettivo. Partendo da questo presupposto, negli anni e oggi in particolare, noi cerchiamo di fare con queste giornate dell'educazione anche un po' di tirare le fila per vedere che cosa è stato fatto nella nostra comunità, confrontarci con chi come lei ha molto da suggerirci, da insegnarci, cerchiamo di sedimentare gli spunti che ci verranno durante la settimana per poi continuare nel percorso in modo nuovo, in modo più che nuovo adatto a quelle che sono le richieste effettive delle nostre scuole, in primis dei nostri ragazzi. Quindi l'attenzione innanzitutto a noi adulti, che se una volta eravamo molto più forti, oggi siamo inevitabilmente molto più fragili, e quindi l'avere anche il coraggio di guardare dentro noi stessi come educatori per capire come rimetterci alla pari con ciò che i nostri giovani ci chiedono, e poi questa vera alleanza, questo vero patto della nostra comunità, che in qualche modo qui a Vittorio Veneto non è così difficile, perché da anni lavoriamo ovviamente con le scuole. C'è un progetto che si chiama La Scuola in Comune, che ho fatto nascere 15 anni fa, ma il titolo mi pare fortemente significativo, ma anche per esempio con tutte le società sportive, quindi con gli allenatori, con tutto un mondo che da noi è un mondo ricco nei confronti dell'offerta per i più giovani, ovviamente il nostro centro giovani, ovviamente gli educatori di strada. E tanto per fare un esempio di come in questa città i giovani, come dice lei giustamente, resi protagonisti e attori del proprio futuro siano cresciuti, posso dire che i giovani che oggi gestiscono con noi questo evento sono tutti ex ragazzini dei centro giovani di Vittorio Veneto, che negli anni hanno acquisito delle nuove competenze e oggi diventano gli attori dell'offerta che stiamo dando alla nostra città, ai nostri cittadini e anche a tutti coloro che ci seguono. Quindi da questo punto di vista mi ritengo orgogliosa del lavoro che stiamo facendo in questa città, che abbiamo fatto in tanti anni. E l'obiettivo di questa settimana non è certo quella di incensare il nostro lavoro, ma è quello di fare il punto per capire come continuare ancora meglio a favore di quelli che oggi sono i nuovi ragazzi e ragazze con cui abbiamo a che fare. Grazie. Bene, dunque ringraziamo l'assessore Antonella Cardart per averci raggiunto ancora una volta per questa conclusione. Ringraziamo naturalmente la dottoressa Di Paolo che ci ospita qui proprio per le dirette dall'Istituto Comprensivo Lorenzo da Ponte, cosa che ci fa particolarmente piacere perché abbiamo talvolta anche le classi in sala come questa mattina. Ringraziamo moltissimo Marco Maggi che abbiamo avuto con tutta la sua competenza, passione ed esperienza. Siamo veramente molto contenti dei molti stimoli che ci ha offerto e che sicuramente offriranno a tutte le persone che hanno ascoltato, educatori, insegnanti, genitori e quant'altro, spunti di riflessione e di maggiore attenzione a dedicare appunto quello sguardo che ci sta così a cuore in questa rassegna. Quindi grazie ancora Marco. Prego. Grazie mille, buona continuazione dei tuoi lavori e arrivederci a presto sperando di avere nuove occasioni di confronto con te. Marco, volevo dirti, allora se tu eri un ragazzino a rischio anche tu, insomma. Sì. Quindi ragazzino non mi si addice più, ma... Sì, ho capito. Certo. Ho capito. Bene, uscito tutto. Anche dagli oratori come te, che tu giustamente hai citato come luoghi di esperienza significativi. Ecco, sono tutti luoghi che sappiamo di avere in comune. Poi questo mi dà il gancio anche per ricordare a chi ci ascolta che fra un po' avremo altri 2 ex ragazzini di oratorio che tu conosci molto bene, che sono Roberto Gilardi, che hai anche citato, e il famoso Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo,
entrambi particolarmente sensibili ai temi che trattiamo, pur con differenti ruoli nella cultura e nella società, ma loro si sono conosciuti, e quindi questa è una sorta di caramba che sorpresa che facciamo qui, si sono conosciuti nell'ambito proprio degli oratori e si ritrovano dopo 50 anni proprio qui a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Però è significativo riportare questi aspetti perché si tratta veramente di quei luoghi dove da ragazzini siamo stati visti, considerati, dove avevamo le relazioni dirette, che sono quelle di cui hanno fame anche i nostri ragazzi e bambini oggi e che quindi forse possono essere uno stimolo importante a cui noi adulti possiamo riportare l'attenzione. Bene, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo incontro direttamente o assistendo tramite i social. Vi ricordiamo la pagina di questo festival, il sito internet www.educhiamocivittorioveneto.it e la possibilità di rivedere gli incontri sui canali Facebook e YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Grazie a tutti, buona continuazione di pomeriggio, ci rivediamo alle ore 17:30 con Roberto Gilardi e Giovanni Storti.